ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Paura in pieno centro storico a Partinico in provincia di Palermo, dove un'auto è stata letteralmente divorata dalle fiamme. L'allarme è scattato poco prima delle 17 di ieri. Una Fiat Punto vecchio modello ha preso fuoco in via Principe Amedeo vicino a una chiesa. La vettura era parcheggiata a pochi passi da un'abitazione, il cui prospetto è stato in parte danneggiato dal fumo e dall'incendio. Altissime le fiamme che hanno terrorizzato i passanti. L'incendio, secondo i primi accertamenti, pare sia stato scaturito da surriscaldamento di qualche filo elettrico. La Polizia di Stato ha eseguito 3 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti gravemente sospettati di aver perpetrato tra il 18 gennaio e il 26 agosto 2022 3 rapine aggravate mediante l'utilizzo di un'arma. A condurre le indagini è stata la squadra mobile sezione reati contro il patrimonio. Gli episodi contestati risalgono rispettivamente al 18 gennaio, 23 e 26 agosto. La banda utilizzava sempre lo stesso modus operandi. E rimaniamo nel palermitano. I carabinieri della stazione di Balestrate hanno arrestato un 31enne del luogo già noto alle forze dell'ordine per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Un servizio alla circolazione stradale è stata l'occasione in cui i militari hanno fermato e controllato lo scooter condotto dal 31enne. Grazie all'esito della perquisizione veicolare sono state rinvenute 24 dosi di cocaina, 4 di hashish e circa 360 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai carabinieri di sequestrare altri 20 grammi di semi di marijuana e materiale vario per il confezionamento. E in chiusura lo sport, domani alle 18 i rosanero scenderanno in campo a Benevento per affrontare una squadra che anch'essa con 15 punti in classifica si trova impantanata nella sconsolata zona play-out. E se dovesse arrivare una nuova sconfitta condita dal solito gioco lento e privo di fantasia, dovranno obbligatoriamente essere prese in considerazione delle contromisure adeguate, prima tra tutte il cambio dell'allenatore del Palermo. È tutto per questa edizione, vi aspetto per nuovi aggiornamenti alle 14. A dopo. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.